Chieri sfata il tabù Cuneo. Le collinari non avevano mai vinto al Palafenera nel derby contro le biancorosse, ma stavolta lo hanno fatto con maturità. Sotto 1-0 come nella gara di andata, le ragazze di Giulio Cesare Bregoli sono riuscite a ribaltare il risultato e a portare a casa 3 punti. È un momento fantastico per le biancoblù, che hanno centrato il terzo successo consecutivo, un record considerato che non era mai accaduto nell'arco di tutta la stagione. Ora Grobelna e compagni sono al 7° posto solitario in virtù della sconfitta di Firenze a Brescia. Brescia che ha scalzato in classifica proprio Cuneo, tornata a casa senza punti come non accadeva dalla sconfitta nel derby a Novara. Un peccato per le gatte di Andrea Pistola, che hanno lottato con le unghie e coi denti anche nei primi 2 set persi, per poi cedere in quello che poi è il risultato decisivo. Nella prima frazione grandissimo equilibrio fino al 12 pari. I padroni di casa riescono a portarsi a +3, ma sotto pressione la squadra ospite dà la sferzata decisiva per portarsi avanti come nella gara di andata. Schiacciata decisiva ovviamente di Liz Vanecke e 25-22 per Cuneo. Non cambia nulla nel secondo set, anch'esso ricco di sorpassi e controsorpassi. Chieri si porta sul 20-18 e non molla più la presa. Ancora Vanecke, stavolta protagonista in negativo, e 25-21 per le biancoblù, che pareggiano i conti. Se nei primi 2 tempi l'equilibrio aveva regnato fino al punto decisivo, nel terzo c'è ancora più incertezza. È punto a punto fino alla fine, poi arriva l'accelerata decisiva delle collinari, che con un muro mettono la freccia. Nel quarto set non c'è storia, le padrone di casa ottengono subito il massimo vantaggio della partita, 11-7, che indirizza la partita dalla parte di Bregoli, il quale inizia a pregustare il terzo punto della serata e il 9° in classifica negli ultimi 10 giorni. Le biancorosse mollano il colpo e perdono fiducia nella propria ricezione, e allora Chieri dà il colpo di grazia. Esulta tutto il Palafenera, ma il video check finale regala un epilogo thrilling, tenendo tutti col fiato sospeso. Poi l'arbitro Umberto Zanussi assegna il punto alle chieresi e inizia la festa. Una Grobelna spaziale si porta a casa il primo MVP grazie ai 29 punti a referto, mentre persa per Cuneo, altro derby, ma domenica può rifarsi al Pala Ubibanca contro Firenze.